Vicino a Padova, ai piedi dei Colli Euganei, si trova un grande edificio, il Castello del Cataio. Partiamo subito col dire che è un castello di nome ma non di fatto. Merli e torri sono soltanto di carattere decorativo e non hanno mai avuto una pratica funzione difensiva. Per capire perché questa residenza adotti questo stile, bisogna indagare sulla famiglia che l'ha commissionata. Parliamo della famiglia Obizzi, famiglia che si è arricchita nei secoli come capitani di Ventura. Capitano di Ventura, per chi non lo sapesse, si tratta del comandante in capo di truppe mercenarie chiamate Compagnie di Ventura, a volte grandi quasi quanto piccoli eserciti, che si schieravano in linea di massima per chi pagava di più. E la famiglia Obizzi aveva un esercito mercenario tra i più richiesti in Europa di quel tempo. E di conseguenza hanno pensato bene di costruire la propria residenza in modo che ricordasse un castello, sia per autocelebrare la propria famiglia e le sue origini, che anche per promuovere la propria attività legata con la guerra. Gli Obizzi sono giunti in Italia dalla Francia nel 1007 con Obicio I, capitano di Ventura al seguito di Arrigo II, imperatore del Sacro Romano Impero, stabilendosi prima a Lucca e poi nei territori della Serenissima. Il primo nucleo del Cataio ad essere costruito si tratta della casa di Beatrice, dove Beatrice Pio da Correggio, donna letterata, una cosa anche abbastanza strana per quel periodo, accoglieva uno dei più importanti salotti letterari della zona. Pio Enea I Obizzi, con l'architetto Andrea da Valle, tra il 1570 e il 73 fa costruire il cosiddetto Castelvecchio e nel 71 chiama Giovanni Battista Zelotti, un collaboratore del Veronese, ad affrescarlo. Vengono realizzati 40 riquadri in 6 saloni, tra i primi cicli di affreschi autocelebrativi del nord Italia e tra i più importanti del Rinascimento veneto in villa. Il Cataio è stato poi ampliato ulteriormente nel 1600 da Pio Enea II Obizzi, che fa commissionare il Cortile dei Giganti e anche un teatro, tra i primi al coperto in Veneto. E meno positivo, nel 1954 uccide la moglie, Lucrezia Dondi, dall'orologio. E per chi dovesse credere ai fantasmi, quindi non è il mio caso, il fantasma di questa donna infesterebbe ancora il castello. Il Cataio nel 1700 viene ingrandito ancora, con Tommaso Bizzi che fa costruire una grande galleria adibita a museo, che ospitava importanti collezioni, tra le prime aperte al pubblico. Tommaso muore nel 1803 e con lui si estingue la famiglia Obizzi. E il castello passa ai duchi di Modena e Reggio, della famiglia d'Austria-Este, che era un ramo cadetto della casa d'Austria ed Asburgo. Francesco IV, nell'occasione di ospitare gli imperatori d'Austria, Ferdinando I e Marianna di Savoia, fa costruire il cosiddetto Castelnuovo. Inoltre, nell'occasione della visita imperiale nel 1838, vengono fatti grandi festeggiamenti, tra cui anche uno spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio sparati dai Colli Euganei per stimolare eruzioni vulcaniche. Francesco V e la moglie trasferiscono la corte estense in esilio da Modena al castello del Cataio. Muoiono senza figli e il castello passa alla casata d'Asburgo e ne diventa proprietario l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, che ci si reca per battute di caccia. Voi saprete bene che muore nel 1914, innescando la Prima Guerra Mondiale. E con la sua morte il Cataio passa all'ultimo imperatore d'Austria Carlo I, che lo fa svuotare di tutte le sue collezioni trasferendolo in Austria. Dopo la guerra passa all'Italia come riparazione bellica e nel 29 viene venduto a privati. Negli ultimi anni è stato acquistato e restaurato da un altro privato e aperto al pubblico. Quindi, oltre a ricevimenti e anche vari eventi che vengono realizzati al Cataio, è possibile la visita e vi consiglio di farlo perché oltre alla sua grandezza, alla sua bellezza e unicità, presenta anche un giardino abbastanza particolare con anche piante secolari. Quindi se non avete niente da fare nel weekend, ovviamente sto parlando di quando riaprirà dopo la pandemia, vi consiglio caldamente la visita. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi piace l'argomento approfonditelo e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!